Prima un boato, poi il fuoco. Erano le 3 di notte quando a Tencarola, frazione del comune di Silvazzano d'Entro, un'esplosione ha innescato un incendio in un appartamento all'interno di una palazzina di 2 piani. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco da Abano e da Padova che hanno spento le fiamme e salvato lo stabile. Tutti in strada gli occupanti dei 6 appartamenti del condominio, compresa una donna sudamericana trovata proprio nell'appartamento coinvolto, leggermente intossicata dal fumo e portata in ospedale. Un incendio dai risvolti impensabili. Ai carabinieri giunti sul posto i testimoni hanno raccontato di aver visto 2 uomini fuggire proprio pochi attimi dopo l'inizio dell'incendio. Uno dei 2, un albanese di 26 anni, gravemente ustionato, è stato soccorso circa un'ora dopo in via Siracusa a Padova. Pochi dubbi che si tratti della persona vista fuggire, perché nell'appartamento incriminato i carabinieri hanno ritrovato un suo documento d'identità oltre a 6 kg di marijuana. Lo straniero è ricoverato in condizioni gravissime al centro Grandi Ustioni dell'ospedale di Padova in stato di arresto. Continuano le ricerche del secondo uomo riuscito a scappare.